12 extracomunitari di nazionalità nigeriana sono stati fermati dagli agenti della squadra mobile di Crotone perché ritenuti responsabili della rivolta e degli scontri avvenuti lunedì 1 agosto nel centro di accoglienza di Sant'Anna di Isola Caporizzuto. I provvedimenti di fermo sono stati emessi dalla Procura della Repubblica di Crotone con l'accusa di devastazione, saccheggio, resistenza, violenza e lesione a pubblico ufficiale. Si è svolta stamattina presso il Palazzo dei Bruzzi a Cosenza la firma dei contratti del personale che in precedenza, grazie alla legge regionale 28/2008, svolgeva l'attività presso gli uffici giudiziari del capoluogo Bruzio. Sono 41 le unità lavorative che svolgeranno la loro collaborazione presso gli uffici dell'amministrazione comunale cosentina. Il nuovo centro d'accoglienza aperto a Rogliano nel Cosentino ha ricevuto i primi immigrati. Si tratta di profughi provenienti per lo più dalla Siria e dalla Libia che erano attesi da Lampedusa e che saranno ospitati per un massimo di 6 mesi. Nel centro allestito presso l'hotel La Calavrisella sono arrivati circa 100 persone, tra cui donne, a bordo di 3 pullman della Protezione Civile da Napoli e da Brindisi. Si è conclusa a Spilinga la Sagra dell'Anduia edizione 2011, un vero e proprio festival del piccante che ha preso il via sabato 6 agosto e si è concluso lunedì. L'evento è stato organizzato dal Comune con la direzione artistica dell'Agenzia Progetto 5 di Reggio Calabria. La sorpresa di quest'anno è stata la presentazione della spilingese, la pizza all'anduia di Spilinga, che sarà lanciata e distribuita a livello nazionale grazie a un protocollo d'intesa.